Buonasera e bentrovati a questa puntata di Economai FVG. Siamo ad inizio anno e torniamo a fare un po' il punto, lo avevamo fatto anche alla fine dell'anno scorso, su quelli che sono i vantaggi fiscali e quindi vi diciamo già prendete carta e penna, molta attenzione perché questa sera in compagnia dei nostri ospiti cercheremo di spiegarvi insomma quelle che sono le opportunità fiscali, ecco, come risparmiare, come pagare un po' meno tasse, come riuscire a fare anche dei lavori, delle spese che possano insomma anche permettere di mettere qualcosa in tasca, perché le opportunità sono tante, naturalmente però bisogna stare attenti, bisogna rivolgersi a persone competenti per farsi seguire e naturalmente allora in quel caso lì diciamo che si possono anche fare degli affari, se vogliamo chiamarli così. Allora vi presento subito gli ospiti dei graditi ritorni, insomma ci aiutano spesso in queste cose, a cominciare da Alberto Maria Camilotti, presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Udine. Buonasera. Buonasera. E buonasera anche all'avvocato Barbara Puschiasis, presidente di Consumatori Attivi. Buonasera e grazie per l'invito. Allora, grazie intanto di essere qui, diciamo partiamo subito con Camilotti perché le opportunità, come dicevo, sono tante, i bonus, i vantaggi sono tanti, però bisogna sapersi orientare, bisogna sapersi come muovere, bisogna sapere che carte fare, che carte tenere, insomma cominciamo con una panoramica, ce l'avevamo lasciati un po' l'anno scorso con la finanziaria, con alcuni punti di domanda, adesso quei tasselli dovrebbero essere andati a posto. Sì, buonasera a tutti, ringrazio anch'io per l'attenzione che Telefriuli dedica sempre ai cittadini, è sempre sensibile evidentemente facendo queste trasmissioni di informazione, grazie dell'invito quindi. Dunque, legge finanziaria che come sappiamo tutti è stata approvata all'ultimo minuto dell'ultimo giorno utile, mai come quest'anno così in ritardo e di nuovo, come ormai siamo abituati da diversi anni, la legge finanziaria si compone di un potpourri di 1000 norme che in qualche modo prorogano agevolazioni già esistenti, in qualche modo introducono altre. Volendo spacchettare questo potpourri di norme in 3 grossi filoni, che cosa abbiamo all'interno di questa finanziaria? Abbiamo una rimodulazione delle aliquote IRPEF, che non chiameremo una riforma dell'IRPEF, che sarà altra cosa. Qui sono state semplicemente riviste gli scaglioni e le aliquote di riferimento per la tassazione delle persone fisiche. Il secondo grande ambito è la proroga generalizzata, poi scenderemo nei dettagli, di tutti i bonus che riguardano il mondo casa, con dei focus particolari sul super bonus, che è stata il cavallo di battaglia del 2020-2021, e poi abbiamo una terza parte che riguarda una serie di agevolazioni legate al mondo delle imprese, per la verità in questo caso agevolazioni di poco conto, senza alcuna novità e con delle semplici proroghe di norme già esistenti legate al favorire gli investimenti in tecnologia delle imprese, ma che molto spesso hanno visto ridurre quella che era l'agevolazione già esistente per gli esercizi precedenti. Questi sono i 3 grandi filoni in cui la finanziaria si è mossa, e dico 3 grandi filoni anche in termini di risorse finanziarie messe a spesa, nei capitoli di spesa dedicati dallo Stato su queste norme. Ci sono poi via via altre piccole agevolazioni, come ricordavamo prima in premessa, ad esempio l'abolizione dell'IRAP, che è l'imposta regionale sulle attività produttive per tutte le ditte individuali, quindi per le persone fisiche che svolgono attività commerciali e per tutti i professionisti. Dal 2022 questa imposta non esisterà più, con la conseguenza che a giugno e a novembre 2022 non verranno più versati gli acconti per l'imposta che normalmente viene regolata nell'esercizio successivo, verrà regolato solo il saldo per l'esercizio 2021, che idealmente dovrebbe essere già coperto dagli acconti versati. Facendo qualche esempio pratico così per far capire facendo anche qualche alle persone... esempio pratico, il professionista autonomo con partita IVA, l'imprenditore individuale con partita IVA, quindi l'idraulico, quindi il falegname, quindi anche il piccolo negoziante che ha un bar, un negozio, il professionista, l'architetto, il commercialista, l'avvocato, che hanno una partita IVA singola. A livello di risparmio? A livello di risparmio questa imposta pesava al massimo il 3,9% di una base imponibile che sostanzialmente era lo stesso reddito ai fini delle imposte, ma con delle piccole variazioni. Comunque diciamo che per un imprenditore individuale con 50.000 euro di reddito abbiamo un risparmio di 2.000 euro.
per farla grossa e per tagliare un po' con l'accetta i numeri. Altre piccole agevolazioni prima di entrare nello specifico. È stato riproposto il bonus prima casa per gli under 36, che era una norma che avrebbe dovuto terminare il 30 giugno 22, invece andrà fino alla fine dell'anno, che prevede un'esenzione dall'imposta di registro ipotecarie e catastali per le persone fisiche under 36, quindi con un'età anagrafica di 36 anni non compiuti al momento dell'atto notarile, e un ISEE inferiore ai 40.000 euro, per i quali è prevista appunto l'esenzione dalle imposte d'atto nel trasferimento degli immobili, ed è altresì prevista l'esenzione dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti eventualmente collegati all'acquisto di quelle abitazioni. È stato riproposto un bonus affitto per i ragazzi sotto i 31 anni, anche queste sono piccole agevolazioni ma che possono impattare. Invece una cosa che è sparita, che non è mai stata una grossissima idea e che di fatti è tragicamente fallita, è la conclusione del famoso cashback, che era quella norma secondo cui pagando con moneta elettronica negli esercizi commerciali io potevo in qualche modo avere un risparmio indiretto che mi veniva erogato direttamente dallo Stato, con tutta una procedura particolare che prevedeva l'iscrizione ai portali dell'Agenzia delle Entrate. Questa cosa è miseramente fallita, nel senso che gli effetti positivi nell'innalzamento del gettito, soprattutto del mondo IVA, non sono stati significativi, e quindi era un esborso per lo Stato, perché molto probabilmente, a farla semplice, ha continuato a pagare con la carta elettronica chi già pagava prima con la carta elettronica, e gli altri non sono stati attratti. Esatto. Sulla lotteria degli scontrini invece prosegue? No, anche quella è è tramontata. Ecco, qualcuno è stato fortunato, magari è riuscito a vincere qualcosa, per gli altri insomma, ecco, dovevano essere delle misure insomma, per portare alla luce l'evasione fiscale, ma come diceva appunto Camilotti, insomma, non hanno funzionato. Allora, prima di entrare però nel dettaglio di queste cose, chiedo all'avvocato Puskiasis, perché toccheremo anche degli altri temi, ma così li possiamo accennare molto velocemente, che riguardano insomma, quelle che sono le spese inaspettate o i forti rincari che andranno a toccare i cittadini quest'anno. Abbiamo visto i prezzi delle materie prime sono aumentati già da tempo, sono aumentati, ma l'avevamo detto anche in questa stessa trasmissione l'autunno scorso, il prezzo del pane, delle farine, insomma, però adesso si comincia anche a fare i conti con questi grandi aumenti, oltre naturalmente al caro bollette, del quale parleremo insomma, in modo dettagliato insomma, più avanti, che sta mettendo in ginocchio non solo le famiglie ma insomma, tantissime aziende. Sì, l'effetto degli incrementi dei prezzi si è sentito in realtà dall'estate del 2021, un incremento che via via si è reso diciamo, più grande, nel senso che è riuscito ad essere più trasversale e quindi a coinvolgere un po' tutti i servizi e i beni di consumo, e difatti oggi ce ne accorgiamo nella spesa di tutti i giorni. Quali sono le cause? Vengono individuate sicuramente in quella che è stata la gestione della pandemia Covid, e quindi nelle chiusure serrate che si sono verificate e che hanno avuto ad oggetto le attività produttive. La ripartenza ovviamente è stata impetuosa, è stata improvvisa e ha creato diverse problematiche. Ricordiamo ad esempio il mercato dell'auto con la crisi dei microchip. Oggi se un consumatore ha il desiderio di acquistare una macchina nuova deve mettere in preventivo che insomma, sicuramente potrebbe aspettare diversi mesi prima di poterla avere nel proprio garage dall'ordine, con anche una sorpresa sui prezzi, perché potrebbe essere anche lo stesso prezzo revisionato tra il momento della sottoscrizione dell'ordine e il momento della consegna dell'auto. Ecco, in questo caso che cosa si fa? Cioè chi ha ragione? Chi ha sottoscritto diciamo così, il contratto a quel prezzo, o il venditore che dice ma io ho avuto anch'io un aumento del prezzo? Bisogna vedere il contratto che cosa diceva, perché solitamente viene fissato il prezzo per un determinato periodo di tempo. Se poi la consegna avviene tanto dopo e le parti comunque si mettono d'accordo lo stesso per diciamo, perfezionare il contratto anche dopo la scadenza dei termini originariamente pattuiti, è ovvio insomma, che dovrà esserci una contrattazione sul prezzo revisionato. L'altro tema è quello dell'aumento che si è sentito imperante già l'anno scorso sui prezzi legati ai materiali dell'edilizia, ma anche sulla manodopera.
Anche su questo, insomma, sicuramente incide molto un aumento fisiologico dei prezzi sulle materie prime, ma anche probabilmente incide l'incentivo del super bonus, proprio perché un super bonus al 110% ha abbassato quella che è la volontà anche di andare a contrattare tra il committente e il fornitore il prezzo dell'opera, perché a pagare non è né il committente né un altro soggetto interessato dal contratto, ma è lo Stato. Sì, paghiamo e quindi tutti. anche in questo caso, esatto, possiamo parlare in realtà sia di veri aumenti sia in una percentuale di speculazione. Sì, e poi lo vedremo perché ci sono anche delle truffe legate a tutto questo. Io direi che ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, così poi con Camillotti andiamo a dare i tanti consigli toccando filone per filone come diceva lui prima in premessa. Allora tra poco torniamo subito. Di nuovo insieme con Economai FVG, insomma stiamo parlando di, come lo vedete dal nostro titolo, fisco e rincari attenti al bonus, con Alberto Maria Camillotti, Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Udine. Andiamo subito nel dettaglio, abbiamo detto 3 grandi filoni, partiamo dalle novità che riguardano l'IRPEF. Sì, allora, prima di scendere nel tecnico, volevo chiarire, perché su questa vicenda è stato scritto e detto molto, ed è stato scritto tutto il contrario di tutto. Allora, come premessa, la nostra IRPEF è una imposta progressiva, la cui aliquota cresce a crescere del reddito. Evidentemente non è una curva lineare che cresce, ma cresce a scaglioni. Ognuno di noi sa in quale del proprio scaglione è e quindi a seconda del maggior reddito si cresce a fasce. La difficoltà nel riscrivere un'aliquota progressiva era quella di sostanzialmente riuscire a mantenere una progressività intesa come equità nel pagamento delle imposte fra cittadini. La più grossa difformità o differenza era fra tipologie di reddito, perché i redditi di lavoro dipendente e di pensione hanno in sé un'agevolazione che è la famosa detrazione per reddito di lavoro dipendente, che non è riconosciuta ai lavoratori autonomi, e in questo senso andò anni fa l'introduzione di quella norma che prevede un'agevolazione, la cosiddetta flat tax, che tassa al 15% i redditi che stanno sotto una certa soglia. Ora, la grande modifica che è stata fatta con 2 meccanismi. Il primo ha previsto la riduzione da 5 a 4 aliquote, quindi prima avevamo dal 23 fino al 43%, oggi l'aliquota più bassa è il 23%, la maggiore è ancora quella del 43%, ma è stata eliminata un'aliquota intermedia verso l'alto, ossia quella del 41%, e l'aliquota del 38% è stata abbassata al 35%. Di fatto, favorendo, ma è sbagliato usare questo termine favorire, i redditi che stanno fra i 40 e i 50 mila euro lordi. Per intenderci, 40-50 mila euro lordi vogliono dire fra i 1.700 e i 2.000 euro netti in busta. Ok? Perché è stata favorita questa fascia di popolazione? E perché non è giusto dire che è stata ingiustamente favorita solo questa fascia? Perché? Per come è strutturata la nostra IRPEF, tutta l'IRPEF che tutti quanti paghiamo, noi abbiamo una condizione per cui il 70% di tutto il gettito d'Italia è pagato dal 5% dei contribuenti. Quindi significa che c'è una fascia di popolazione che sta sotto una certa soglia di reddito, idealmente in un intorno di 18.000 euro lordi, che già oggi paga 0 di imposta. Quindi dire che bisognava favorire qualcuno che già paga 0, sotto 0 non è possibile andare. Quindi è ovvio che si è favorito qualcuno che già pagava le imposte. E chi si è favorito? Si è favorito quel famoso, virgolette, ceto medio, che era particolarmente inciso perché con gli scaglioni precedenti già oltre i 28.000 euro di reddito lordo si arrivava a un'imposizione del 38%. Certo. Che era sempre stata giudicata eccessiva. Che era effettivamente una cosa, perché non possiamo dire che una persona che abbia 28.000 euro di reddito lordo sia una persona, uso un brutto termine, ricca, no? Che certo, può pagare il 38% di imposte. No, sì.
E quindi è stato giusto, a mio modo di vedere, che si sia intervenuti lì senza intervenire nelle fasce più basse, perché le fasce più basse avevano già la loro bella agevolazione ed erano già opportunamente tutelati dalla capacità contributiva limitata, cosa che ci chiede la Costituzione. Anche qui entrando nel concreto, diciamo. Entrando nel concreto, chi ha un reddito lordo fra i 40 e i 50.000 euro, di reddito lordo, che significa, parametrando su un netto, come ho detto prima, fra i 1.700 e i 2.000 euro netti al mese, a seconda dei diversi contratti, dei contributi, eccetera, potrà ottenere un beneficio di quasi 1.000 euro l'anno di minori imposte da pagare, che sono 80 euro al mese. Sì. Ma come è stata altresì attuata questa riforma? È stata attuata modificando anche le detrazioni per lavoro dipendente in particolare, che sono state aumentate e che sono delle detrazioni che al crescere del reddito diminuiscono, per cui chi ha redditi più bassi ha detrazioni più basse ed è un modo indiretto per dire pago meno imposte. Certo. Il mix di questi due calcoli abbastanza complicati nel cercare di creare una curva omogenea e che possa dare un certo risultato positivo anche in termini di equità sociale, dicevo, il mix di questi due provvedimenti, la rimodulazione delle aliquote, l'abbassamento di certi scaglioni e l'inversione verso l'alto delle detrazioni per lavoro dipendente ha provocato questi benefici che si sostanziano eventualmente in questa fascia di popolazione. Va da sé che, essendo l'aliquota progressiva, anche chi ha 100.000 euro di reddito per un pezzettino del suo reddito intercetta le aliquote intermedie. Quindi se è vero che le aliquote intermedie sono state abbassate, anche chi ha 100.000 euro di reddito ha un beneficio. Ma quello che volevo dire è che non è corretto affermare che chi ha 100.000 euro di reddito, per esempio, risparmierà globalmente circa 200 euro di imposte in un anno. La critica è stata: perché chi ha 100.000 euro di reddito deve risparmiare 200 e non è stato favorito chi era già verso il basso? La risposta l'ho data prima. Sì. Chi era verso il basso era già favorito, costruendo un'aliquota matematica che cresce, per forza anche le persone con reddito più alto in qualche modo beneficiano. Si è andati a intervenire lì, insomma, in quella che era la fascia più corposa. Quindi diciamo e che è una riforma positiva perché libera risorse. E perché queste risorse è importante che siano liberate? Perché, come abbiamo ricordato anche in questa trasmissione tante volte, il problema del nostro Paese sono i consumi interni, quindi la spesa quotidiana. Ecco. Liberare risorse su una fascia della popolazione che può rimettere in circolo questi 1.000 euro che in qualche modo risparmieranno è la scommessa grande sul fatto che vengano rimessi in circolo e ricreino quel PIL da consumo interno che Camilotti mi dà un assist perfetto, perché proprio a questo stavo pensando, no? Abbiamo qualche soldo in più che ci possiamo tenere in tasca e che possiamo magari spendere per tante cose, eppure questo vantaggio potrebbe essere bruciato da quelli che sono gli aumenti che vediamo in questi giorni, sia sul fronte banalmente dell'andare a fare la spesa, sia sul caro bollette. Allora noi siamo andati con Alexis Sabot in questo servizio, lo vediamo un po' al mercato, a cercare di capire le persone come si stanno orientando in questi giorni dove insomma il costo della spesa è decisamente un po' più caro. Vediamo. Aumenta il costo della spesa a livello nazionale con una variazione tendenziale record che non si vedeva dall'agosto 2008. In base alle stime preliminari dell'Istat, nel mese di dicembre 2021 l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha registrato un aumento dello 0,4% su base mensile e del 3,9% su base annua. I friulani così corrono ai ripari alla ricerca delle offerte più vantaggiose. C'è qualche rialzetto, diciamo, da un po'. L'aumento è dichiarato soprattutto dal fatto che i grossisti chiaramente aumentano per il costo del servizio, costi dei trasporti. Cioè qui al mercato lei ha mantenuto gli stessi prezzi? Più o meno sì. Dappertutto, no? Cosa vuole? La vita è cara per tutti. Al mercato qui risparmia qualcosina? Sì, qualcosa sì. Quanto? Ha notato quanto? Beh, sempre meno che no, diciamo così, altri posti. Prende più che altro frutta, carne? Frutta, solo frutta, sì, carne, mamma mia, chi la prende? Carne troppo costosa. Mamma mia, sì, Abbiamo cercato di mettere su un minimo sindacale. Ha fatto la spesa al mercato e cosa ha comprato? Arance, la zucca sottovuoto per fare il risotto e pomodorini, i piccadilli. Lei pensa di risparmiare quel mercato? No.
Tutto aumentato anche il mercato? No, ma però penso sia un pochino più buono di quello che si trova nei supermercati, quelli di grande distribuzione. Ecco, insomma, ce ne stiamo rendendo conto, Puschiasis, quando andiamo a fare la spesa, che i prezzi sono decisamente aumentati. La domanda è: si può fare qualcosa? Ci sono anche qui dei vantaggi, dei bonus in qualche modo, delle azioni che si possono fare? Insomma, come si può contrastare questo caro spesa? Allora, quei risparmi di cui parlavamo prima sulle imposte sicuramente verranno non utilizzati dai consumatori per comprare più cose, ma purtroppo per affrontare le stesse spese che si sono trovati ad affrontare nei precedenti anni, e spesse volte non spese voluttuarie ma spese per utenze, per servizi, per assicurazioni, eccetera. Tutto è aumentato e tutto sta aumentando. Se pensiamo solo alla bolletta energetica, parliamo di un aumento anche oltre il 50% per quanto riguarda proprio questo trimestre che stiamo affrontando. Ci sono sì degli aiuti, soprattutto per quanto riguarda appunto la bolletta energetica, e quindi la possibilità di andare a rateizzare in 10 rate quelle che sono le bollette che perverranno appunto da gennaio ad aprile. Siamo in attesa ovviamente di quelli che sono i dettagli per poter applicare questa rateizzazione, però sicuramente sarà un sollievo, perché in tanti resteranno a bocca aperta e con gli occhi spalancati nel leggere quindi il totale fattura. E poi purtroppo lo vedremo in un servizio dopo la pubblicità, vi faremo vedere anche questo. Prego. Si stima che la spesa a famiglia sicuramente nell'anno 2022 avrà un aumento di 1.800 euro all'incirca. Speriamo insomma che questa stima possa essere rispettata, perché in realtà, per come stiamo vedendo, sicuramente insomma, faremo fatica a contenerla in questa somma. Qual è il nostro consiglio? È quello assolutamente di cercare di rincorrere le offerte, di cercare di fare una spesa più razionale possibile, nel senso, quando andiamo al supermercato pensiamo che magari le maxi confezioni ci possono portare a un risparmio, quindi fare scorte ci può aiutare, ad esempio acquistando pasta, acquistando beni di consumo che non sono velocemente deperibili, ci possono aiutare a risparmiare un pochettino. Stiamo attenti alle offerte, stiamo attenti ai vari punti che i supermercati possono dare per poter riconoscere magari degli sconti sulla spesa, e in questo periodo, l'abbiamo detto di recente anche qua a Telefriuli, periodo ancora di saldi, cerchiamo di approfittare di quelli che possono essere delle scontistiche che magari non ritroveremo con la nuova stagione. Sappiamo che appunto le promozioni possono essere fatte anche in altri momenti dell'anno, però insomma, per salvaguardare quello che è il nostro budget familiare cerchiamo di abituarci ad affrontare la spesa in questi termini. Abbiamo già registrato comunque una contrazione nei primi giorni di gennaio della spesa dello 0,9%, quindi sicuramente i consumatori hanno già una grande attenzione su quello che è la tenuta del bilancio familiare, proprio alla luce di tutti questi incrementi. Assolutamente sì, il caro bollette, ne parliamo subito dopo la pubblicità, tra poco. Di nuovo insieme con Economai FVG. Questo inizio d'anno è stato segnato in maniera particolare dai rincari, lo abbiamo visto poco prima della pubblicità con il caro spese, lo abbiamo accennato anche prima con l'avvocato Puschiasis per quanto riguarda il caro bollette. Insomma, se ne parlava già da qualche mese, però adesso le bollette stanno arrivando sia per le famiglie che per le imprese e le cifre sono veramente esorbitanti. Noi abbiamo sentito quella che è un po' l'esperienza di questi giorni di Carlo Nappo, chef, imprenditore, alcuni locali insieme ad alcuni soci nel Pordenonese. Insomma, adesso ci racconta un po' quelle che sono le ultime bollette sul fronte del caro energia che gli sono arrivate e fa alcune considerazioni, insomma, da imprenditore da tenere particolarmente in considerazione. Ascoltiamo. Noi pagavamo prima un esempio di un'attività come può essere la Catina, come il Podere dell'Angelo, la gastronomia, che ha insomma, Catina, quei 12, 13, 15 addetti di solito, pagavamo sui 4.500 euro, adesso è raddoppiata, quindi andiamo a pagare dai 9 ai 10.000 euro al mese.
quindi la stessa cosa vale per il gas, da 3.000 a 6.000. È decisamente salato il conto per lo chef Carlo Nappo e i suoi soci, ma questo è solo un esempio degli aumenti vertiginosi di gas e luce che stanno mettendo in ginocchio moltissime attività, non solo del mondo della ristorazione. Bollette alla mano, gli aiuti sbandierati dal governo non si sono ancora visti. È iniziato a 8.500 euro a ottobre contro i 4.000 di settembre, è iniziato con novembre 9.000 euro e con dicembre 10.000 euro. Quindi quando hanno fatto qualcosa, che hanno detto che hanno fatto qualcosa, noi non lo abbiamo visto. La situazione rischia così di dare avvio a una cascata di conseguenze catastrofiche per l'economia e i commercianti sono pronti a dare battaglia. Noi a livello di FIPE facciamo tantissimo, nel senso che proponiamo tutti i giorni quelli che sono le problematiche, no? Perché le viviamo in prima persona. E devo dire che ci ascoltano. Il problema è che veniamo ascoltati, ma poi nei fatti non viene messo in pratica nulla. Più di non guadagnare noi imprenditori e di cercare di... la cassa integrazione non c'è, quindi nel senso che ad oggi i dipendenti che ci sono a casa, sono sospesi perché non si sa ancora nulla. Quindi quello che chiediamo è un maggior approccio, un governo che dia delle risposte. Oggettivamente di parlare del Presidente della Repubblica a noi poco importa. Qui stiamo parlando che forse nei prossimi 7 anni quante aziende moriranno, quindi concentriamoci sui problemi reali del Paese. I costi fissi ci stanno, sono una parte importante di un business, di qualsiasi attività e già prima erano molto, insomma, i margini non sono tantissimi, no? Ecco, nella ristorazione come in qualsiasi azienda. È chiaro che andando sempre a limare più i margini il problema consiste che dopo devi aumentare i costi. Purtroppo per la ristorazione aumentare i costi è impossibile perché vuol dire perdere clientela e quindi lavori nelle migliori delle ipotesi facendo un pareggio e nelle peggiori delle ipotesi andando a perdere. Noi non chiediamo soldi gratis, noi quello che chiediamo è un aiuto, dei crediti d'imposta, andando a cercare di risparmiare il più possibile, ma non per guadagnare, ma per tenere in piedi queste nostre attività, queste micro attività che sono importanti, no? Perché 10 ristoranti da 10 dipendenti è un numero importante. Se domani invece chiude una fabbrica da 200 dipendenti, viene giù Federica e cerca di risolvere. Noi invece siamo 10 ristoranti, 1000 ristoranti e nessuno ci ascolta. Quindi ecco, diciamo che questo oggi è uno dei problemi importanti, è il fatto di continuare a spostare decreti, di continuare a far sì, a parlare esclusivamente, ripeto, di Covid, ma ripeto, è giusto parlare della malattia, nessuno sta dicendo questo, però una delle cose più importanti, viviamo in un paese dove l'economia è una cosa fondamentale del paese e quindi quando tu vai a dilaniare l'economia delle piccole e medie imprese rischiamo di trovarci da qui ai prossimi 6 mesi con le aziende dimezzate. Ti viene voglia, cioè nel senso uno cerca di resistere, noi siamo 3 soci, lavoriamo 3 volte, 4 volte, però è difficile continuare a mantenere questi costi che ci stanno oggettivamente tartassando, no? E quindi magari ce la può fare chi ha l'impresa a gestione familiare, ma manda a casa il dipendente e si arrangiano loro, ma questo vuol dire eliminare tutto quello che in questi anni abbiamo fatto, valorizzare il territorio, valorizzare quello che è la cucina, quello che è il servizio. Stiamo tornando indietro e questo tornare indietro è pericoloso perché una volta che tu hai perso è difficile poi recuperare tutto, insomma, il perduto, ecco. Insomma, considerazioni anche abbastanza forti. Puschiasi, insomma, lo accennava prima, cosa fare insomma, in caso di queste bollette, che non sono bollette pazze, sono bollette vere. Sono assolutamente bollette vere e ovviamente questi costi che si trova ad affrontare chi è nel settore della ristorazione piuttosto che produttori, fornitori, negozianti, poi viene riversato sul consumatore finale. Questa è l'amara e triste verità. Io vorrei aggiungere una cosa, nel senso che dobbiamo fare una distinzione per quanto riguarda le utenze del mercato dei consumatori. Abbiamo un mercato di maggior tutela e abbiamo un mercato libero.
Sappiamo che da diverso tempo il passaggio per tutte le utenze al mercato libero è stato prorogato. Ad oggi la fine del mercato di maggior tutela, dove le tariffe vengono trimestralmente fissate dall'autorità per l'energia, è fissato per il 1° gennaio 2024. Quindi questo vuol dire che tutti i consumatori entro il 1° gennaio 2024 dovranno passare al mercato libero. Dovranno o potranno, nel caso in cui non l'avranno ancora fatto, ci sarà ovviamente un periodo nel quale insomma si potrà andare a fare la scelta più giusta, e ovviamente per fare la scelta che uno voglia scegliere oggi, perché magari ritiene che sul mercato libero si possano trovare delle tariffe più vantaggiose per il consumatore, oppure lo voglia fare tra un po' di mesi, noi consigliamo assolutamente di non abboccare alle telefonate commerciali che purtroppo ci assillano a qualsiasi ora del giorno e della notte, ma di chiuderci nella nostra stanza, accendere il nostro computer, collegarci a internet e andare sul sito dell'autorità per l'energia, perché proprio su quel sito c'è uno strumento comparatore delle offerte dove noi possiamo inserire il nostro profilo di utenti, quindi quelle che sono le nostre necessità, magari di concentrare più i consumi nel weekend o in certe fasce orarie, e alla luce di quello riusciremo a vedere quale può essere la tariffa per noi più conveniente. È ovvio che il passaggio al mercato libero è un passaggio che ci impegnerà molto, perché avremo la necessità di tener monitorato quel determinato contratto e quindi le tariffe che verranno applicate tempo per tempo, perché ovviamente i vari fornitori potranno cambiare le tariffe, quindi potremmo trovarci nella necessità di continuare a monitorare il nostro contratto, cosa che invece per chi è nel mercato di maggior tutela e per chi lo è ancora non è necessario. Vale un po' il discorso che è stato fatto insomma tempo fa con la telefonia, dove è chiaro che nel mercato libero ci sono tante offerte, in quello di maggior tutela si crede di essere anche più tutelati, ma in quello libero uno in base ai propri consumi naturalmente sa quale può essere il vantaggio. Comunque cosa fondamentale, nessuno telefona a casa, i contratti che vi propongono al telefono nel 90% sono una fregatura, 95%, va bene? Sì. Esattamente, per il 99% io aggiungo, sono delle favole che ci vengono raccontate, purtroppo da quello che vediamo anche ai nostri sportelli la maggior parte delle volte poi le condizioni che vengono applicate sono tutt'altre, ci troviamo veramente con delle bollette pazze, quindi attenzione. Sì. Prima di voltare pagina, visto che ha accennato anche a questa, c'è una novità sul registro delle opposizioni, che è quello strumento che ci dovrebbe permettere di inserire il nostro numero e di non essere disturbati continuamente da offerte di telemarketing eccetera, ma comunque trovano sempre il modo. Anche per i cellulari adesso ci sono delle novità. Assolutamente sì, è stata annunciata l'adozione a breve, si parla addirittura di fine gennaio-febbraio, del regolamento che andrà a disciplinare nuovamente il registro delle opposizioni, a renderlo molto più efficace. Fino ad oggi si potevano inserire infatti solo i numeri di telefonia fissa, invece sarà possibile aggiungere anche i numeri di telefonia mobile, considerato insomma in quante utenze ci sono in Italia, parliamo circa di 38.000 utenze, sicuramente questa sarà una grande svolta. Ulteriormente ci sarà un'altra importantissima novità, perché l'iscrizione al registro delle opposizioni andrà a revocare tutti i precedenti consensi prestati. Quindi sarà possibile anche fare più iscrizioni al registro dell'opposizione tempo per tempo per andare ad annullare i vecchi consensi prestati. Bisogna andare sul sito e inserire il proprio numero? Assolutamente sì, però aspettiamo ancora un mese o due fino a che non verrà adottato il regolamento. Questa è una novità che sarà dirimente, perché ci permetterà di nuovo di sopravvivere con il nostro cellulare alle nostre giornate. Speriamo, perché a ogni ora del giorno e della notte purtroppo arrivano telefonate. Aggiungo solo un dettaglio, che resteranno quindi solo i consensi prestati per contratti ancora in essere oppure cessati nei 30 giorni precedenti all'iscrizione nel registro. Queste sono le novità importantissime. Ecco, segnatevi anche questo perché è molto importante. Ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria, poi con Camilotti andiamo con tutti i vantaggi che ci possono essere per il mondo della casa. A tra poco.
Ultima parte di Economy FVG, adesso parliamo naturalmente di tutti quelli che sono i vantaggi, i bonus attivi per il mondo della casa, che sono quelli naturalmente più importanti, che la fanno da padrone anche nell'ultima finanziaria. Lo facciamo con Alberto Maria Camillotti, Presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Udine. Allora possiamo andare a dare via via nel dettaglio tutte quelle che sono le offerte che si possono insomma sfruttare. Allora, ritorniamo direttamente sulla legge finanziaria, perché è questa che ha dato una sorta di chiarificazione anche degli orizzonti temporali. Due grossi filoni: i bonus che sono cosiddetti a regime e i bonus 110%, che è una norma eccezionale che durerà per un certo orizzonte temporale. È stato particolarmente importante che la finanziaria di quest'anno sui bonus, chiamiamoli a regime, che conosciamo ormai da 15 anni, ci sia stata una proroga, diciamo, ampia, non dico definitiva ma ampia, fino al 31/12/2024. Perché è importante questo? Perché chiunque cominci oggi un lavoro che potenzialmente potrebbe portarlo ad avere una detrazione del 110, qualora il più limitato orizzonte temporale di questa agevolazione dovesse scadere prima dell'ultimazione dei lavori, diciamo che aver prorogato gli altri è una sorta di paracadute, perché se io ho cominciato a ristrutturare casa e sono convinto di farlo al 110% e poi non termino i lavori, almeno mi rimane il 65, 50, 75% a seconda di diversi bonus. Fino al 31/12 di quest'anno c'era uno stop per tutti gli altri bonus, per cui c'era l'ansia da prestazione davvero di cominciare a lavorare per il 110, di non riuscire a ultimare il 110 e di trovare il burrone sottoterra. Invece in realtà aver prorogato per 3 anni, che significa 31/12/2024, dà tempo per organizzare, no? Queste cose, ecco. Quindi partiamo da questa seconda cosa. Tutti i vari bonus che siamo sempre stati abituati a considerare, in particolare il classico bonus ristrutturazioni, che vuol dire opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprie abitazioni, con un limite di massimo di spesa di 96.000 euro, su questi lavori è concessa una detrazione del 50%, quindi di 48.000 euro nel caso di saturare completamente la franchigia disponibile, e questa detrazione si può portare a casa in 10 anni direttamente nella propria dichiarazione dei redditi o, novità, anche cedendo il credito, cosa che prima dell'avvento del super bonus invece non era possibile. Seconda agevolazione che rimane a regime fino al 31/12/2024, bonus per il cosiddetto efficientamento energetico degli edifici, 65% fino al 2024, anche qui in 10 anni, con una differenza rispetto all'agevolazione di prima, che qui è richiesta sempre, ricordiamolo perché è fondamentale, di mandare in via telematica sul sito dell'Enea, che è l'Ente Nazionale per l'Efficientamento Energetico, la dichiarazione con cui si dà atto dell'efficientamento energetico dell'edificio, comunicazione che deve essere inderogabilmente inviata all'Enea nei 90 giorni successivi all'ultimazione dei lavori. Veniamo al famoso bonus 110% o bonus facciate. Vado per gradi in forma crescente dell'agevolazione. Il bonus facciate, che è stato forse il bonus più utilizzato perché dava un'aliquota altissima che era 90%, e di fatto fino al 12 novembre 2021 non richiedeva alcun tipo di asseverazione tecnica o di visto di conformità sulla cessione del credito, cosa che forse ha generato la maggior parte delle truffe a cui, ahimè, per colpa di pochi, tutti quanti dovremmo abituarci a subire. Tra l'altro c'è stata una, visto che l'ha citata proprio ieri, è emersa questa truffa da 110 milioni di euro, ne avevamo parlato anche sul nostro sito, vediamo se la regia adesso ci aiuta. Questa truffa che ha interessato un po' tutta Italia, e eccola qua, insomma, la truffa del super bonus, allora, che era tra virgolette immaginabile che qualcuno si infilasse dentro. Qui è citata sul super bonus, ma secondo me le truffe maggiori le abbiamo sul bonus al 90%, perché se pensate alla differenza fra 110 e 90 è effettivamente poco,
Per il 110 è talmente complicato mettere in piedi una truffa, perché ci sono tante carte da produrre, professionisti che devono vistare la certificazione dei lavori fatti, eccetera, eccetera. Nel 90%, ripeto, fino al 12 novembre dell'anno scorso, non c'era alcun controllo e l'aliquota era altissima. Sì. Okay? Quindi lì secondo me c'è la sacca più grande. Questo per dire che insomma, bisogna anche rivolgersi, insomma, stare attenti e insomma, assolutamente. Persone... Dicevo 90% bonus facciate che viene ridotto nel 2022 al 60%. Poi rimane la grande famiglia del 110%. 110% che a sua volta al suo interno ha delle date entro i quali i lavori devono essere ultimati che sono differenti a seconda della soggettività di colui che fa i lavori o della oggettività dell'immobile su cui i lavori vengono eseguiti. E andando con oltre, perdonerete, leggo però le date e i numeri sono talmente tanti infatti, che sì, è difficile tenerli a mente. Noi oggi abbiamo una scadenza fissata al 31/12/2023, quindi un anno prima rispetto a tutti gli altri bonus, per tutti quegli interventi trainanti, che sono quelli quindi che fanno entrare nell'agevolazione portandosene con sé altri, che sono i trainati, per tutti quegli edifici che siano composti da 2 o 4 unità immobiliari, anche di un unico proprietario, i cosiddetti piccoli condomini, e per tutti i condomini in generale. Proroga fino al 31/12/2023. Poi decalage per cui fino al 31/12/2024 70%, 2025 65%. Le villette unifamiliari, che sono state il grande disputa, insomma, disputa in Parlamento, la soluzione finale, dopo tutte le varie ipotesi che sono state fatte, è che è stato eliminato qualsiasi riferimento all'ISEE e a una soglia di ISEE, ma oggi potranno godere dell'agevolazione fino al 31/12/2022 anche le villette unifamiliari, con la condizione che entro il 30 giugno 2022 siano stati eseguiti almeno il 30% degli interventi programmati. Dobbiamo ancora capire se questo 30% debba essere considerato sull'intero ammontare dei lavori che io devo eseguire. Esempio, 100.000 euro di spesa perché faccio un po' di sisma, un po' di finestre, un po' di caldaia e un po' di fotovoltaico, la somma fa 100. Sì. Se io devo fare entro 30 giugno almeno il 30% del tutto o almeno il 30% di ogni singolo intervento. Pare si andrà verso una considerazione globale, perché è ben difficile che io riesca prima a fare il consolidamento, certo. Scusate, è ben difficile che possa mettere gli infissi nuovi prima di aver finito il consolidamento sismico, no? Mi pare evidente. Quindi se io arrivo al 30% col consolidamento sismico, allora poi a cascata ho tempo di finire entro il 31/12 tutti gli altri lavori. Sono stati confermati altresì i bonus verde e il bonus mobili, che sono gli unici 2 bonus per cui non è possibile la cessione del credito, ma l'unica forma per beneficiare di queste agevolazioni è la detrazione all'interno della propria dichiarazione dei redditi. Anche questi bonus con massimali differenziati rispetto a quello che era negli esercizi precedenti, e ora abbiamo quindi per il bonus mobili una agevolazione pari al 50% della spesa con un limite massimo di 10.000 euro nel 2022, a condizione che nello stesso anno d'imposta o a trascinamento rispetto all'anno precedente siano stati eseguiti i lavori di ristrutturazione nella casa. Quindi nessun bonus extra, insomma, se non si fa la riqualificazione non si può accedere non si può fare il bonus, non posso cambiare la cameretta, non posso cambiare la cucina, o meglio la cambio ma non ho l'agevolazione. L'altro bonus è quello dedicato ai giardini, che è riconosciuta questa agevolazione anche nel 2022, 2023 e 2024 con un limite di 5.000 euro per unità immobiliare, anche qui con una detrazione al 50% dei 5.000 euro. Quindi 5.000 euro 2005 spesati in 10 anni, 250 euro all'anno che rientrano all'interno della propria dichiarazione di redditi. La novità più grossa di tutto è stata quella di aver recepito all'interno della legge finanziaria una norma che abbiamo qui commentato, che era il decreto legge 157, lo ricordo solo perché si parla di questo decreto 157, che era questo decreto antifrodi che è nato, questo sì con decretazione d'urgenza il 12 novembre, quando il governo si è accorto che ahimè ormai i buoi erano scappati, ha provato a chiudere le stalle. E come le ha chiuse? Irrigidendo in modo
drammatico quello che fino a un momento prima si poteva fare molto liberamente, e imponendo quindi per il super bonus 110 l'obbligo di asseverazione e anche sia tecnica che fiscale anche per il mero utilizzo all'interno della propria dichiarazione dei redditi, mentre prima era prevista il visto di conformità del commercialista solo nel caso in cui io volessi cedere questo credito. Mentre ha introdotto l'asseverazione di congruità dei prezzi e l'obbligo del visto di conformità per la cessione dei crediti anche per tutti gli altri bonus edilizi, a partire da quello del bonus facciate, che come abbiamo ricordato prima è stato forse l'agevolazione più sfruttata e, ahimè, verificheremo in futuro, ma quella che ha probabilmente permesso di fare più il furbo a chi ha voluto fare il furbo. Allora, siamo quasi in conclusione, c'è però un'altra grande novità per questo 2022 che è l'assegno unico, che interesserà naturalmente tutti quelli che hanno figli minorenni, insomma già c'erano delle forme, ma insomma in che cosa consiste e come accedervi? Velocemente, allora, vediamo anche se poi la regia ci aiuta solo con le immagini. L'assegno unico è sostanzialmente una norma a regime che impegnerà lo Stato per circa 19 miliardi l'anno, una cifra enorme, che sostiene la famiglia in senso lato. Quando dicevo prima che la riforma dell'IRPEF complessiva andava a toccare diversi punti, ebbene nella considerazione che è stata fatta dal governo evidentemente c'è anche l'introduzione di questo bonus. Bonus che si ottiene direttamente compilando una domanda sul sito dell'INPS. Per compilare questa domanda è necessario avere i propri dati, la propria tessera sanitaria con i codici fiscali propri dei coniugi e dei figli, ed è necessario altresì, qualora si voglia accedere al massimo dell'agevolazione possibile, essere in possesso anche di un ISEE, che è quel famoso modello di valutazione patrimoniale e economico della famiglia in senso lato, perché a valori differenti di ISEE corrispondono valori differenti di assegno unico. Per sintetizzare, per ISEE bassi, cioè fra 0 e 15.000 euro, abbiamo il massimo dell'assegno unico, che sono 175 euro al mese per ogni figlio. Per arrivare a decrescere questa cifra da 175 fino a 50 euro, che spetta alle famiglie con ISEE fino a 40.000 o superiori, o per coloro che decideranno di non presentare l'ISEE, perché questa norma consente anche la presentazione dell'istanza senza avere un ISEE documentato, ma ci si accontenterà in questo caso di prendere al massimo 50 euro per figlio. La norma l'agevolazione va richiesta, dicevamo, direttamente sul sito dell'INPS. Al termine della presentazione dell'istanza andrà indicato un numero di conto corrente, meglio un IBAN, sul quale poi l'INPS erogherà direttamente questa forma di agevolazione, che ricordiamo è richiedibile fino a marzo del 2022 e poi annualmente da riproporre qualora ci siano aggiornamenti sul proprio ISEE, e verrà erogata da marzo in poi ed è già chiedibile dal mese di gennaio. Ricordiamo infine che l'introduzione di questo assegno unico per i figli vale per tutti i figli che siano a carico dal 7° mese di gravidanza fino al 21° anno di età del bambino, del ragazzo, e questa nuova agevolazione va a sostituire tutte le altre agevolazioni che riguardavano i figli e la famiglia, in particolare il bonus bebè, il bonus nuovi nati, e inoltre la detrazione per figlio a carico che si spendeva direttamente all'interno del modello unico. Benissimo, grazie. Insomma, Puscasis, anche questa è una bella novità, siamo proprio in chiusura, un flash, però insomma diciamo che tutte le cose che abbiamo detto questa sera, se una persona insomma sta attenta, insomma qualcosa in tasca può arrivarci. Ecco. In realtà c'è ancora una bella novità, che è quella che riguarda i mutui prima casa, perché c'è la possibilità di chiedere una sospensione fino a 18 mesi dei mutui prima casa fino a 400.000 euro. Ma non è per tutti, è per lavoratori dipendenti o parasubordinati che hanno visto cessare il proprio lavoro, oppure per chi ha subito una riduzione del proprio orario di lavoro, oppure per lavoratori autonomi o professionisti che hanno registrato una riduzione del proprio fatturato tra il 2019 e il 2020 pari al 33%. Quindi tutti questi soggetti possono richiedere la sospensione attraverso il fondo Gasparini entro il 31/12/2022, e ovviamente anche questo aiuterà a rendere un po' più leggera l'economia domestica. Ecco.
come abbiamo detto, sperando che insomma, i vari rincari, soprattutto l'energia elettrica e del gas, non ci mangino tutto. Grazie mille all'avvocato Barbara Puschiasi, e ad Alberto Maria Camillotti, presidente del Commercialisti di Udine, per essere stati con noi questa sera. Finisce qui questa puntata di Economai FVG, grazie anche alla regia di Francesco Snidro e Chiara Miscoria. A giovedì prossimo, arrivederci.